le pressioni ci sono state. Allora, eccoci rientrati in studio, ancora mezz'ora assieme per parlare anche un po' di immigrazione, che è un altro tema critico, non solo per l'Italia ma anche a livello europeo. Ci sono i paesi che inizialmente non avrebbero dovuto, ma adesso iniziano a fare i controlli alle frontiere. Dalla Grecia ci sono difficoltà a risalire la rotta dei Balcani, e quindi adesso col bel tempo potrebbe esserci un ritorno massiccio del canale di Sicilia. Fanelli dice aspetta, intanto qui da noi i prefetti e i sindaci continuano, tra virgolette, a litigare per trovare i posti ai presunti profughi, ai migranti. Comunque nei giorni scorsi la polemica si è accesa sul prefetto di Treviso, Laura Lega, che diceva: se non troviamo il posto per i nuovi profughi in arrivo finiranno presto in mezzo alla strada, diventando un problema per la sicurezza. La prefettura ha raschiato il fondo del barile: o arrivano nuovi alloggi per maggio o sarò costretta a requisire gli appartamenti sfitti. Una frase ovviamente che ha subito sollevato un polverone, ma dopo è stata ridimensionata, è stata parte anche così, come per dire, modificata, certo. Abbiamo un telespettatore, ci sono il signor Giuseppe in attesa, lo facciamo parlare, dopo iniziamo anche noi. Buonasera signor Giuseppe, da dove chiama lei? Da Belluno, buonasera. Buonasera ai suoi ospiti. Prego. Allora, io per il lavoro che faccio parlo con molta gente, molti imprenditori del nord-est, e la distanza della politica non è che sta aumentando, cioè rispetto all'opinione comune della gente. Io sento parlare, prima ho sentito parlare di populismo, ho sentito parlare ma anche i nostri delinquono. Queste sono tutte cose di sinistra, c'è poco da fare, cioè noi dobbiamo capire chi vuole salvare l'Italia e chi continua a giustificare l'invasione, continua a giustificare la delinquenza, l'aumento dei reati, e continua a non minimizzare. Purtroppo non andiamo da nessuna parte. Allora ho sentito anche dire: costruiamo nuove carceri. Ma no, io non voglio lavorare fino a 80 anni per mantenere incarcerati stranieri in Italia. In Svizzera domani e dopodomani votano per mandare via i stranieri che delinquono dalla Svizzera. Non è che li pagano per andare via, li mandano via, e noi siamo qui a fare buonismo gratuito. Probabilmente, mi riferisco proprio alla sinistra, non riescono a capire la realtà dei fatti e l'aumento di problemi che ci saranno. Continuiamo a parlare di immigrazione. Allora, una volta parlavano di profughi, adesso parlano di migranti. Fuggono, prima dicevano che fuggivano dalla guerra, adesso dicono che fuggono da condizioni economiche. Ma io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti possiamo accoglierne. Ecco, lei cosa farebbe, signor Giuseppe? 10 milioni, 100 milioni, perché è chiaro, guardi, anche qui al mio paese ce ne sono parecchi, è chiaro che più ne accoglieremo e vivono in albergo, spesati, serviti e riveriti, e più ne arriveranno, perché il passaparola è questo. Adesso al Brennero, io ho sentito ieri un mio cliente che mi diceva che al Brennero l'Austria sta controllando auto per auto. La Svezia ha detto che ne manderà via 80.000, questa era la notizia, però non dicono che sono in 3 anni, non dicono quanti ne arriveranno in 3 anni, e io vorrei capire se quegli 80.000 che vogliono mandare via, se staranno lì ad aspettare di essere rimpatriati o se fuggeranno in qualche paese buonista come l'Italia. Certo. Allora, forse non hanno la consapevolezza dei problemi che stanno arrivando. Allora, l'ultima domanda che voglio fare. Allora, dicono che fuggono dalla guerra. Vorrei che qualcuno dei signori lì mi spiegasse: finita la guerra, tornano al loro paese o rimangono qua? Grazie signor Giuseppe, grazie, buona serata. Sentiamo anche il signor Antonio che è in attesa. Buonasera signor Antonio, lei da dove chiama? Buonasera dottore, chiamo da Roma. Buonasera signor Antonio. Buonasera. Prego. Senta, volevo
aggiungere qualche cosa alle parole, ai due interventi che ha fatto il professor Casen, che trovo abbastanza, diciamo, puntuali, sia nella denuncia. Mi pare di raccogliere interventi abbastanza complessi sul tema del processo, però credo che abbia centrato come del senso, come il resto sempre abbastanza obiettivo. Cioè, mi pare di aver capito, la denuncia si verte su due punti, sono abbastanza d'accordo. Da un lato questa situazione è voluta dallo Stato, cioè, quindi c'è lo Stato che in qualche maniera, lo Stato, chi per esso, la parola Stato forse molte volte da copertura da lobby o da situazioni non mi piace neanche. Cioè, comunque c'è un interesse, insomma, a mantenere le cose così. Delle persone, diciamo, gruppi di potere, gruppi di persone che in qualche maniera hanno voluto questa situazione, quindi sono perfettamente d'accordo con il professore. Poi l'altro punto su cui sono abbastanza d'accordo è questo, cioè questa situazione, professore, lei ha parlato giustamente di un processo penale, diciamo, che di fatto è inefficiente, ma il processo penale, professore, è stato picconato, non so se lei è d'accordo con me, ma è stato picconato, specialmente si parte sempre da un principio giusto di se stesso, ma poi come al solito per approfittare, per poter poi inserire, diciamo, le ulteriori, diciamo, modifiche che si volevano fare, e che era la riforma del principio del giusto processo. Professore, lei deve convenire forse con me, ma per salvare alcuni colletti bianchi, o soprattutto uno in principale, ma non voglio fare polemica, e altri colletti bianchi su amici, ed è trasversale la cosa, ma si è dovuto smantellare tutto il processo penale, cioè per esempio l'arresto. Ma lei sa, professore, che l'arresto è stato reso difficile in questo paese. Quante volte la prescrizione, professore, chi ha smantellato la prescrizione? La legge Cirielli da chi è stata voluta? In questo paese quanti giudici ci sono? C'è soltanto il primo grado, il secondo grado e la Cassazione magari. C'è l'udienza preliminare e via discorrendo. Queste cose l'esame quindi c'è stato anche un allungamento e potrei continuare. E l'ultima cosa che vorrei dire, professore, è verissimo quello che lei dice, questo Stato è complice. Io posso rivelare soltanto un aspetto della mia vita privata, lo faccio brevissimamente e vado a chiudere. Mio padre era un maresciallo dei carabinieri, era vice comandante del gruppo Palermo 2 a Palermo, appunto, e io quando Falcone e Borsellino sono stati ammazzati, io avevo 29 anni, mio padre era da poco, nel 92 finiva 40 anni di carriera. E io mi ricordo la rabbia che ho provato, no? Evidentemente soprattutto, ma non perché il primo omicidio, la prima strage, quella di Falcone, è una strage che non faceva rabbia, ma la strage del dottor Borsellino fu ancora più grave, professore Casen, perché quello era un uomo morto che camminava, noi a Palermo lo sapevamo tutti. Cosa è stato fatto per proteggere quella persona? E come è potuto succedere questo? Ma dico anche, per esempio, ritornando per esempio ai problemi delle forze dell'ordine, nella scorta del dottor Borsellino c'era una poliziotta, si chiamava Emanuela Loi, vero segretario Fanelli? Emanuela Loi si chiamava quella poliziotta, sì. Quella poliziotta sì. Non aveva fatto per niente l'addestramento per fare la scorta. Leggetevi il libro su Emanuela Loi, leggetevi i dibattiti che sono, se volete potete andare anche su Radio Radicale, che non c'entra niente che è radicale, ma trasmette i dibattiti di tutti i tipi di dibattiti, ha un archivio profondo sin dall'80 all'80, a parte, ci sono avete dibattiti di tutti i tipi. Vedete i dibattiti su Emanuela Loi. Grazie. Proprio perché già allora c'era questa carenza di preparazione. Certo. Io non potrei continuare, professore. Io credo che lei abbia proprio ragione, professore. Questa situazione è voluta, purtroppo è voluta, professore. Grazie, signor Antonio, è stato chiarissimo. Allora, un'altra telefonata, la signora Michela. Eccola qua. Buonasera, signora Michela. Sentiamo? Non la sentiamo in studio. Pronto? Oh, buonasera signora, adesso la sentiamo. Mi sente? No, mi sa che non l'abbiamo. Pronto signora Michela, ci sente? Sì, buonasera. Ah, eccola qua. Buonasera a lei. A lei e a tutti i suoi ospiti e all'editore. Io non giustifico assolutissimamente chi delinque, caro editore Casen, perché noi qualche decina di anni fa eravamo poverissimi,
ma non andavamo a spacciare, delinquere e quant'altro. Permettetemi comunque una piccola parentesi, piccolissima, di poche parole. Grazie. Vorrei fare gli auguri a un'istituzione che oggi compie 794 anni, l'Università Città di Padova. Chiusa la parentesi. Voglio raccontarvi in 2 parole un episodio che è successo stamattina per capire la scaltrezza, da dove sono arrivati al muro di scaltrezza degli extracomunitari. Al supermercato c'era un africano che al momento di pagare alla cassa ha tirato fuori un biglietto da 50 euro che è risultato essere falso. La cassiera a quel punto gli ha intimato di lasciare la sporta dove era, il carrello della spesa, e di tornare con i soldi buoni, altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. E l'africano beffardamente se n'è andato. Ma tant'è, se abbiamo un ministro dell'interno, se non erro, che è indagato per abuso d'ufficio. Poi volevo un'ultima parentesi. Mi piacerebbe sapere, ad esempio, di domenica quanti uomini in divisa sono impegnati al di fuori degli stadi e chi li paga, e quanti uomini in divisa sono impegnati per fare da guardia del corpo ai nostri cari ministri e quant'altro. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie signora Michela, buonanotte anche a lei. Allora, ancora un quarto d'ora, magari che così segue le risposte. Professor Casa, vuole iniziare lei a rispondere ai nostri telespettatori? Il quesito è abbastanza lungo, sì. Prendo spunto solo per alcune cose. Il processo penale va riformato, va rivisto, ma queste riforme sono inficiate dalla presenza di interessi all'interno del governo. E ognuno vuole fare le riforme del processo penale secondo i propri interessi specifici. E quindi ci troviamo di fronte a una battaglia che è persa. Io ricordo quando tentò Craxi di fare qualcosa e poi in questo senso ci lasciò le penne. E così tutti quelli che vennero dopo. Bisogna fare una sorta di comitato, di gruppo di lavoro fuori dal governo, che prenda spunto da altri stati che hanno dei sistemi di funzionamento della giustizia e eventualmente, se fosse necessario, riportarli in Italia. Ma c'è un altro particolare, che le stesse problematiche che stanno esprimendo oggi i rappresentanti delle forze dell'ordine sono le stesse problematiche che hanno poi il sistema giudiziario. Gli manca la carta, non hanno dei computer, hanno degli archivi che sono per la maggior parte delle volte non sufficientemente protetti, perché ci sono centinaia, migliaia di casi dove i fascicoli vengono rubati o addirittura certi allegati spariscono. Basta passeggiare per i corridoi del Tribunale di Venezia, sì, visto perché è capoluogo degli Stati. Sono a distanza di braccio, cioè uno allunga la mano, si prende il fascicolo, fa quello che vuole. Però loro non avviano procedimenti disciplinari se lo denunciano? No, perché il meccanismo è talmente... strano però. Allora, attenzione, no, attenzione. Allora, in Italia non c'è un sistema che vigili su quelli che sono i meccanismi normali. Faccio un esempio, il Mose deve andare a finire in tribunale perché tutti gli uffici deputati al controllo di una costruzione che è costata ad oggi 5 miliardi e mezzo di euro, ne costerà altri 5 prossimamente, se la vogliono finire, tutti quegli uffici non hanno adempiuto il proprio dovere. Quindi alla fine tutto va a finire in tribunale e i tribunali sono intasati per questo, perché quegli uffici che sono deputati al controllo e quindi fermare i fenomeni prima che diventino penali o comunque prima che arrivino in tribunale non funzionano. E così molte altre cose. Poi manca la carta, manca la fotocopiatrice, manca il computer, mancano un sacco di cose. Abbiamo un tribunale, noi siamo stati interpellati, siccome facciamo archivi, per poter aiutare un paio di tribunali del Lazio di archiviare tutto quello che avevano. No?
non andava bene, era troppo sicuro il sistema, era inattaccabile, perché neanche un hacker poteva entrare, in quanto il sistema era disarticolato rispetto a tutto il sistema. Potevi accedere, ma non potevi immettere dati o interferire con il contenuto che l'archivio conteneva. E queste sono reazioni che bisogna trovare delle persone, educare le persone a un certo tipo di onestà mentale. Tornando al discorso poi invece dei rappresentanti dell'ordine pubblico, se il mio dipendente viene a lagnarsi con me perché non trova, dico, la carta igienica in bagno, faccio un esempio banale, o non ha la penna per scrivere, io sono un cretino perché sto mandando a remengo la mia azienda. Se lui viene a lagnarsi di una cosa essenziale, è chiaro che non è una questione di scandalo, perché sembra che noi facciamo dello scandalo qui. Stiamo dicendo che quel meccanismo lì non funziona, ma è essenziale per uno Stato, per una comunità che vuole autoregolamentarsi e vuole creare un futuro per i figli. Ma che futuro gli stiamo presentando noi? Cioè, io sono preoccupato per i miei nipoti, per i figli grandi, ma i miei nipoti che cosa troveranno tra poco? Cioè, posso lasciarli liberi, uscire per la strada? Ho possibilità di... Allora, io ho avuto uno dei miei nipoti che frequentava una certa scuola, no? Sono andato più volte a parlare con il preside e uscendo dalla scuola, dietro il colonnato dei portici, erano nascosti 5 o 6 spacciatori che aspettavano che i ragazzi uscissero. Allora cosa succedeva? Che i genitori arrivavano con la macchina, li montavano, ma quelli che andavano a piedi erano immediatamente circuiti da questi personaggi. Ma davanti a una scuola, siamo in centro a Padova, sto dicendo a Timbuktu, non sto dicendo a Bali, no, sto dicendo a Padova, in centro, e non hanno fatto, fino a che io sappia, una retata, perché bastava chiudere l'inizio della strada e l'uscita della strada, e li acchiappavano tutti con le mani in tasca, no? Con le robette in tasca. Allora, perché non succede? Perché c'è questa distrazione dello Stato, perché parliamo di cose futili e non proteggiamo, perché parliamo di adozione, ma non proteggiamo invece quelli che hanno diritto di essere difesi come sono i giovani oggi. Certo, certo. Fratellone, prefetto, torniamo alla questione migranti. Allora, anche si prospettato questa possibilità di requisire gli appartamenti sfitti. E come dicevo prima, continua questo braccio di ferro tra prefetti e sindaci, non si trova soluzione. Sì, anche se poi mi veniva da aggiungere qualcosa a quello che ha detto l'editore, che sottoscrivo e faccio mio, perché l'ha detto con belle parole, e solo per una chiosa quindi su questo passaggio. Io penso che la politica in questi anni, ancora di più rispetto a prima, sia miope, perché non ha un progetto di quale deve essere la società, e sia strabica perché non riesce a colpire i gangli della criminalità in modo efficace, forse perché esiste un manovratore o più soggetti che hanno interesse che la società e le stesse forze dell'ordine siano disarticolate, e che noi ci limitiamo a uscire con lo spray il peperoncino in borsa o chiusi in casa a comprare un nuovo sistema d'allarme, anziché avere un sistema di protezione efficace. E su questo è giusto che ci riflettiamo anche in puntate diverse da questa qui. Riguardo il prefetto, lei ha detto forse le parole che ho detto non sono così, voglio credere che sia vero, o comunque sono stato fraintesa, ma il risultato è uno solo: la Cassazione penale, i TAR hanno dichiarato più volte, in modo costante in questi anni, che le famiglie sfrattate non hanno titolo per giustificare
tramite il prefetto un'ordinanza di requisizione, perché di questo si tratta, perché non è una situazione imprevedibile e neanche urgente, proprio perché rientra nella normalità delle problematiche della città metropolitana, tanto è vero che tutti i governi da quello Andreotti in poi hanno fatto circa una trentina di leggi sul blocco degli sfratti, quindi una cosa assolutamente prevista, come i monsoni in Asia. Allora, a fronte di questa situazione, la battuta che lei ha fatto, voglio pensare provocatoriamente a quella circa cinquantina di sindaci nella Marca Trevigiana, dicendo o voi vi date da fare a trovare delle soluzioni per l'accoglienza o io devo provvedere a requisire le case sfitte, diventa problematica, perché se il prefetto, che nella provincia, lo ricordo per i telespettatori oltre che a me stesso, è rappresentante del governo, rappresenta il Presidente del Consiglio dei Ministri nella provincia, si deve mettere a fare la stessa cosa che mi fa Expedia, a cercarmi gli hotel, c'è qualcosa che non funziona. Allora io vorrei riflettere su queste cose, al di là delle battute e degli slogan, che sono gli stessi che mi fa il governo. Tolleranza meno, ma ti taglio i soldi alle forze dell'ordine. Bloccheremo gli sbarchi. 8.000 persone sono attese in Veneto, ne abbiamo 7.500. Quindi questi problemi ancora non abbiamo raggiunto la quota che ci è stata assegnata. Ormai anche il problema di alzare le pene è problematico, perché quello che ti viene in casa di notte, se sa che avrà una pena elevata come se ti uccidesse, tanto vale che cerca di guadagnare la libertà lottando o sparandoti lui per primo. Per Quindi un inasprimento della pena potrebbe portare a una... Si verifica un fenomeno opposto che dal punto di vista criminologico non va sottovalutato. Il problema è la certezza. Se ti prendi 4 mesi, quello che aveva avuto il problema con Hermes Mattielli, 4 mesi di condanna in primo grado, prescrizione in appello, ma se se li fosse fatto forse sarebbe stato meglio. È che non se ne è fatto, il reato si è prescritto. E la seconda denuncia che avevano avuto non è stata presentata perché avevano fatto un altro furto nel 2009, perché la persona aveva desistito, una rinuncia da parte del cittadino a dire non basta. aveva presentato certo. E questa è una cosa gravissima. Anche la sfiducia del cittadino è gravissima. Anche paura. Mattia Fantinati, qui è la politica che viene chiamata in causa anche dai cittadini, abbiamo sentito anche i telespettatori, l'abbiamo visto anche negli SMS, no? Cioè questa richiesta. Forse voi come Movimento 5 Stelle diciamo siete forse quelli che camminano un po' fuori dal binario tradizionale, no? Ma di fatto fanno bene i cittadini a chiamare in gioco la politica, perché sono i politici che li rappresentano e che dovrebbero fare le cose. Noi lamentiamo anche sempre questa schizofrenia del governo, come ho sentito, che parla di sicurezza e poi dopo taglia i fondi. Come per esempio prima ho anche sentito che un parlamentare fa un'interrogazione mentre totalmente il suo partito fa qualsiasi altra cosa. Cioè, allora, se siamo qui a parlare di spot elettorali per vedere a chi riesce ad accaparrarsi più voti, allora le cose sono tante. Ma io vorrei parlare anche del fenomeno dell'immigrazione. Allora, io faccio notare 3 cose, diciamo, fondamentalmente, perché tutti parlano del fenomeno dei migranti, eccetera, eccetera, pochi però danno le soluzioni. Allora, è vero che l'Italia è lasciata sola in Europa a gestirsi questa cosa. L'Italia ha speso negli ultimi 3 anni 1.300 milioni per gestire i migranti. Soltanto 300 milioni di questi sono venuti dall'Europa e 1 miliardo ce li ha messi lei. Ecco perché, secondo noi, e noi l'avevamo chiesto ed era stato votato all'unanimità da tutti i partiti, che il regolamento di Dublino dovrebbe essere superato. Il regolamento di Dublino dice che il primo paese che dà asilo è quello che deve gestire viene identificato la pratica. Ora, un migrante che arriva sulle coste si prende e si hanno 2 chance: o capire se è un profugo e quindi ha diritto di asilo, oppure è qualsiasi altra cosa e quindi deve essere preso e praticamente non fatto entrare. Per fare perché sappiamo che 2/3 dei richiedenti asilo tra i migranti risultano non avere diritto. Esatto. Che non è un dato da poco. No, certo. Basta. Allora, ci impieghiamo 2 anni per capirlo. Esattamente. Per fare questa cosa qua, l'Europa ci ha detto: voi dovete farlo in 1 mese, 2 mesi, come tutti gli altri paesi. In Italia ci mettono 1 anno e 8 mesi, 2 anni. E dopo, se vai a leggere e a capire perché, vengono fuori le magagne.
Perché i partiti, in questo caso Nuovo Centrodestra e PD, perché è anche giusto fare i nomi, hanno gestito l'immigrazione. Perché? Perché le cooperative che gestiscono il migrante prendono a migrante 35,9 euro al giorno, quindi si parla di giri di soldi di 100 milioni di euro, e questi partiti, il PD è dentro fino al collo allo scandalo della gestione di queste cooperative, che aveva quasi volutamente fatto sì che questa procedura si allungasse a dismisura. Quindi più soldi prende le cooperative, quindi più il migrante rimane lì a dover essere valutato, più soldi vanno alla criminalità organizzata, e il Nuovo Centrodestra e il PD ci sono dentro fino al collo. Allora, soluzione che si può fare domani mattina è superare questo regolamento di Dublino e togliere i partiti dalla gestione dei migranti. Esatto. A questo punto, e chiudo, abbiamo 20 commissioni che devono gestire tutto questo numero di spropositato di migranti che arrivano, e sono una ventina fatte da 7 persone l'una, di cui 2 praticamente regolari, chiamiamoli così perché percepiscono uno stipendio, non perché siano irregolari, e altri 5 volontari. È chiaro che non possono gestire tutta questa caterva di cose. Ecco perché noi abbiamo detto: prendiamo 15.000 giovani, li formiamo, li diamo a queste commissioni, che in modo tale che loro in 1 mese, 2 mesi, come ce lo chiede l'Europa, sappiano riconoscere se un migrante ha il diritto di asilo perché è un profugo oppure no. Oppure no. Beh, Luciani è abbastanza d'accordo. Sì, certo che siamo d'accordo, ma ci sono affrontati tanti temi, anche quello del discorso della pena. Ha ragione l'avvocato quando ci dice: se tu la inasprisci fai peggio. Non servono, si possono anche ridurre, però deve passare il concetto che chi ti fa un danno lo deve pagare. Chi rompe paga, si diceva. Quindi istituire in Italia, come c'è in gran parte dei paesi democratici al mondo, i lavori forzati. Tu hai commesso un danno, tu lo paghi. Non tu hai la cella troppo piccola e io ti risarcisco. Cioè, è questo il dramma vero dell'Italia, che stiamo rovesciando il senso compiuto della vita. Ogni tema viene rovesciato al contrario. I lavori forzati permettono a una persona innanzitutto di lavorare, di imparare anche una professione, perché se fa il bandito probabilmente non sa lavorare. Impara una professione, lavora e paga il danno. Lo Stato non puoi permetterti, lo capisco, quindi, i conti sono messi male. Lavori forzati, abbiamo tante strade da asfaltare, tanti giardini da sistemare, tante cose che dobbiamo fare, dove abbiamo importato immigrati perché non avevamo gente che lavorava, dicevamo in passato, giusto? Oggi il lavoro non ce n'è, quindi non capisco perché dobbiamo continuare, ma al di là di questo tema, lavori forzati, tu hai commesso un danno, non serve pena 6 mesi, no. Quanto danno hai commesso? Si stima, ci sono gli avvocati per questo, ci sono i giudici, si stimano 100.000 euro di danni. Nessuno vede 1 euro dei danni che un bandito ti commette, nessuno vede, anzi ve lo posso garantire perché è successo a me personalmente. Mi è arrivata l'altro giorno una cartella Equitalia, Agenzia delle Entrate, dove mi intimava il pagamento perché colui che è stato condannato non ha pagato i bolli e li devo pagare io che sono la vittima, i bolli. Cioè, è questo il paese in cui viviamo. Quindi certo che sono d'accordo su tutti questi temi e su tutte queste cose, ma come tutte le cose c'è sempre, e ha ragione quando lo dice l'esponente 5 Stelle, c'è la politica e ci guadagna. Deve essere lo Stato a gestirsi queste cose. Poi vanno dei sindaci a chiedere: scusa, mi dai disponibilità? Io ti devo dare disponibilità, cioè io cittadino, con i soldi dei cittadini delle città, è il governo che l'affronta, insomma. Certo, Fanelli. Ma la questione dell'immigrazione, sono perfettamente d'accordo su quello che diceva prima l'esponente del Movimento 5 Stelle. È diventato un business e a noi organizzazioni sindacali ci ha fatto veramente star male vedere che i soldi saltano fuori cospicuamente quando poi ci sono degli apparati su cui devono mangiarci. Esatto. E voi dovete pensare, e anche i nostri carissimi telespettatori devono saperlo, che a fronte di tutta questa situazione, questa emergenza epocale, i primi che sono stati chiamati a dover intervenire e a lavorare anche in condizioni disumane, con tagli sulle spese, con tagli sui straordinari, con tagli sulle missioni, con problematiche di carattere. Io sono venuto qui, sono stato già tante volte un gradito ospite da parte del professor Casen e del dottor Trivellato per quanto si parla di immigrazione. Sono stato io che ho detto tante volte, denunciato,
situazioni di igiene, lavoravamo in condizioni che erano deplorevoli. Qualsiasi altro datore di lavoro sarebbe stato trascinato di fronte a un giudice del lavoro, avrebbe dovuto risponderne per l'inadeguatezza, l'insalubrità dei posti di lavoro. Non avevamo mascherine, non avevamo guanti in lattice, non avevamo saponi antibatterici, non avevamo tutte monouso. A me è rimasto impresso il certificato medico collettivo. Veramente, quella è stata una cosa ancora di più drammatica. Queste sono le situazioni. Continua ancora adesso? No, siamo ancora nella stessa identica barca, e quindi io mi auspico veramente, è un appello che anche rivolgo a tutti voi che fate parte degli organi politici: veramente non abbandonate i figli migliori di questa Repubblica, che sono gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze di polizia. Grazie Fanelli. Ve ne faccio proprio una vera preghiera. Un'ultima battuta anche da Farlese. Ottime le proposte del professore, perché forse è quello che mi imbarazza è poi vedere gli sprechi che invece ha il governo, che ha strutture simili a quelle proposte, le consulenze, e poi non riescono a capire di come gestire la cosa pubblica. Questo è di base: milioni spesi in consulenze, ancora oggi dichiarate sui giornali, e poi invece non riescono a portare un risultato al nostro paese. Quindi ben vengano queste proposte, vengono da cittadini. I cittadini sono espressione della partecipazione. La partecipazione è una cosa pubblica, però ritorniamo all'attacco sulla politica. Sì, la politica e i partiti in generale, tutti, in questi anni hanno dato il cattivo esempio. La politica ha allontanato i nostri giovani, ha creato un distacco con il popolo. Però questo non significa, e questo è un invito a una riflessione anche agli amici del 5 Stelle, non significa che la politica e i partiti vanno delegittimati, perché senza i partiti muore la democrazia, senza la politica, che a volte si dice basta con la politica, e l'ho sentito dire, senza la politica muoiono le società. Riportiamo i valori in questo paese, riportiamo i valori, e ben vengono anche i movimenti come il vostro o anche altre forme di partito. I partiti, lei prima ha accennato all'interrogazione parlamentare, ma ben venga che un parlamentare fa il suo lavoro, fa un'interrogazione. Il suo governo ha fatto il contrario? Ben venga. Perché il governo è una cosa, il partito, il politico, il parlamentare è espressione della democrazia di un popolo. Il PD è al governo, ecco. Il PD è la maggioranza al governo. Cioè, sia chiaro. È un buon segnale, vuol dire. È un buon segnale. No, vuol dire che è un governo schizofrenico, e l'ultima prova che l'abbiamo avuta è stata sa meglio di me benissimo, perché è nel palazzo, sa benissimo che il governo è una cosa, come nei comuni la maggioranza è una questione, e mentre il consigliere o il politico di turno o il parlamentare è un'altra cosa. Io penso che uno che si presenti alle elezioni si presenti con un programma, e tutti quelli del suo partito, movimento, gruppo seguono quel tipo di programma. È appena stata approvata una legge che non era nel programma di nessuno, quindi... Esatto, sì, e poi c'è anche questo. Ballestriero, in previsione. Ricordiamo la cartolina al capo dello Stato. Al capo dello Stato, ma infatti ricapitoliamo tutto con questo, e cioè noi in questi anni, in questi mesi, in questi giorni di sciopero della fame, siamo arrivati al 37° giorno di Gianni Tonelli, il mio segretario generale. Alla fine ci siamo confrontati, continuiamo a confrontarci con tutto l'arco costituzionale, e devo dire che poi la trasmissione di questa sera è in qualche misura paradigmatica dal punto di vista politico del fatto che tutti in qualche modo hanno o la ricetta o comunque condividono tutta una serie di problematiche. La cosa singolare è che poi dopo però, e l'ha citato il collega e voglio anche chiudere così, qualche giorno fa un nostro collega è deceduto in servizio, certo. No? E questo collega deceduto di servizio è stato degnato di forse uno striscio di notizia, semplicemente perché è stato offuscato, tra virgolette, voglio dire, da una morte eccellente e di tutto rispetto come era il professor Eco, ma di fatto praticamente negli organi di stampa e nemmeno tra l'altro nella politica o nelle conversazioni politiche di tutti
non ho sentito parlare molto di questa cosa e vi posso garantire che all'interno della nostra comunità la cosa non è stata molto gradita. No, io ero lì, Fabio, piacevole. Scusa se finisco. No. Per dire semplicemente che l'indifferenza di cui parlava all'inizio il professor Casen fa il paio con tutto quello che sta succedendo. Alla fine mi sembra che continuiamo a parlare molto ma a concludere molto poco. Quello che mi piacerebbe che per esempio si concludesse è lo sciopero della fame di un mio collega che sta scioperando, sta mettendo a rischio la sua salute, l'ha messa nelle mani di un dipartimento, l'ha messa nelle mani del capo della polizia, l'ha messa nelle mani del Presidente della Repubblica, del nostro Presidente del Consiglio, perché vogliamo essere ascoltati in ordine a delle cose che non riguardano la nostra retribuzione, non riguardano tutta una serie di altre cose che potrebbero apparire prebende o aspetti personali, ma riguardano la sicurezza degli operatori di polizia e dei cittadini. E soprattutto protesta una cosa importante, cioè quella di un sistema partecipato costituzionalmente garantito, che è quello che le organizzazioni sindacali possano esprimere il dissenso di cui parlava prima il professor Casen. Allora io dico che su questa cosa, al di là del fatto che possa essere più o meno accettabile, anch'io non vorrei dover protestare situazioni di quel tipo, anch'io mi vergogno di dover dire come cittadino che ho delle dotazioni di equipaggiamento inaffidabili e insufficienti, anch'io mi vergogno come cittadino di non avere uomini a sufficienza per poter garantire il servizio. Io l'altra settimana ero a Roma insieme con il mio segretario generale davanti a Montecitorio e con me hanno protestato gli uomini della Vesma, di Porto Vesme, scusate, dell'Alco, no, in Sardegna, e sono stati una giornata intera a protestare con il loro casco, che hanno sbattuto sul porfido per un'intera giornata. Ok? E siccome io ho fatto reparto mobile e ci ho passato parecchio tempo, sono abituato a sopportare chi manifesta, ok? Bene, il primo pensiero a cui ho pensato è stata una cosa solo: questi hanno il loro casco individuale fornito dal loro datore di lavoro, io non ho nemmeno questo e se ce l'ho, quando me lo metto in testa mi si sfarina in testa, ok? Perché l'imbottitura mi cade in testa. Allora io dico che una cosa di questo tipo va, come giustamente diceva il professor Casen, affrontata nelle sedi opportune, e vi posso garantire che nelle sedi opportune, con lettere, con richieste, è stata affrontata anche da chi vi parla, con il risultato che le risposte ai nostri questori, che sono colleghi quanto noi, sono state dilatorie. Non ci sono i fondi, non è possibile acquistarli, eccetera, eccetera, eccetera. I giubbetti antiproiettile è un altro dei problemi. Le nostre pulizie nei nostri locali, che sono ormai spesso e volentieri fatiscenti e insufficienti, non sono dignitose e decorose di uno Stato moderno. Se è vero come è vero che noi spendiamo 7 milioni per fare le pulizie nel nostro Parlamento, mentre per noi invece bastano 2 ore per pulire strutture che hanno piani. Ok, allora se questa è la realtà e denunciarlo e dirlo ai cittadini è poco dignitoso, lo riconosco, è vero, sono colpevole di averlo detto e me ne vergogno, ma voglio rivendicare, credo sia doveroso, il sacrosanto diritto di poter partecipare ad una vita democratica, così come mi è consentito dalle norme attuali, perché non appartengo alle forze armate, appartengo alle forze dell'ordine e all'ordinamento civile, e quindi credo sia mio dovere, un dovere civico dirlo, affinché questo Stato migliori. Se non si vuole fare, mettiamoci d'accordo, potete farlo mandando una cartolina al Presidente della Repubblica, l'abbiamo fatta. Basta che ce lo chiediate, ve le mandiamo, speditela al Presidente della Repubblica affinché intervenga, perché abbiamo bisogno del Presidente della Repubblica, perché Gianni Tonelli è ora che la finisca di fare lo sciopero della fame. Grazie Fabio Ballestirelo. Professor Casen, 2 parole per salutare. Per chiudere, proprio io volevo fare un attimo una riflessione, poi riprenderò il discorso. Questa trasmissione non è contro gli immigrati. Gli immigrati sono l'effetto della nostra prevaricazione su paesi che vengono regolarmente, quotidianamente depredati, e quello che si preleva da questi paesi, cominciando dal petrolio, dalle materie prime, perfino dai funghi. Noi importiamo i porcini
dalla Nigeria e dal... Certo, anche tutti i legni pregiati. Stiamo deforestando il mondo per poter utilizzare noi queste cose. Va bene così, ma non li paghiamo. Non paghiamo quello che esportiamo, perché noi ci compriamo il governo, paghiamo 2 o 3 governanti, chi comanda in Nigeria è il presidente e l'incaricato del petrolio, tutto il governo sottostà a questa persona, perché questa persona ha disponibilità di miliardi di dollari. E noi, per esempio, italiani ne siamo, perché il petrolio in Nigeria l'ha scoperto ancora all'epoca Mattei, e sono 2 compagnie che sfruttano i giacimenti petroliferi, la Shell e l'Agip. Allora questa gente che scappa, no, scappa dalla miseria, lasciamo stare le guerre che è il motivo eclatante, scappa dalla miseria e viene da noi, ma questo è un boomerang. Ci torna addosso, ma torna addosso alle persone normali e le multinazionali continuano a guadagnare. E guarda caso le multinazionali sono anche quelle della droga e in questo boomerang, quando torna dietro, gli va a vantaggio loro, quindi non è che viene a colpire noi, ci fanno il business sopra. Poi il micro business, che è la mafia di Roma, che specula sugli immigrati, questo sono briciole rispetto al grande business che c'è. Invece perché queste cose non rimangano pure parole, ci impegniamo, impegnerò la nostra piccola struttura, perché non abbiamo una struttura megagalattica, di proseguire questo tema per le forze dell'ordine e per i cittadini italiani, perché l'accoglienza sia completata, perché questa non è accoglienza. Che poi ci siano dei politici che si lavino la bocca dicendo noi vogliamo accogliere, questa non è accoglienza. Che poi invece questi che arrivano e che vengono assunti come dipendenti piuttosto che lavorino in qualche maniera in nero eccetera, facciano parte dell'economia italiana, dobbiamo prenderne atto. Quindi bisognerebbe mettere un po' di ordine. Bene, grazie a tutti quanti voi che siete stati in studio questa sera, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, a quelli che sono intervenuti e quelli che invece parleranno la prossima volta. Grazie a tutti, adesso vi lascio i programmi della rete, noi ci ritroviamo venerdì prossimo con TV7 Match. Arrivederci, buonanotte.